Oh, pensa che buongiorno Italia. Ho messo in vendita uno dei frighi di quelli là che ho fatto la recensione, cioè uno ne ho, me ne è rimasto. È un frigo di valore, su Amazon costa 500 euro, poi è scontato, arriva a 4,30 mi pare, no? E c'era uno, me l'ha chiesto tipo a 100 euro praticamente perché l'ha trovato su un sito che mi ha fatto lo screenshot e si vede malissimo a tipo 200 euro nuovo spedito a casa. Faccio, guarda che non è lo stesso modello, ma anche questo è 55 litri. Ho capito, allora tu vai in concessionario, ok, e pretendi che ti diano la Ferrari a 10.000 euro perché tu hai visto la Polo a quel prezzo lì. Cioè. Allora, quando capisci che c'è gente del genere, io gli ho scritto direttamente, prendilo nuovo, cioè non sto neanche lì a controbattere, è solo una perdita di tempo, non è costruttiva e comunque gente così si inalbera, si chiude, poi hai capito perché è orgogliosa della propria demenza e pertanto non andresti a concludere la vendita, hai capito? E quindi semplicemente taglia, risparmia, questo è un trucchetto che ho dovuto imparare, diciamo, nel lavoro, sia quando ero dipendente, insomma, quando c'era tanto giro, cioè noi dovevamo ottenere un risultato, quindi non possiamo perdere tempo con clienti che ti fanno perdere tempo, non pagano, hai capito? E poi insomma questa regola di vita l'ho portata avanti anche nel mio lavoro e nella mia vita, cioè il vedere, il pesare ogni volta se una cosa vale la pena o no, mettere da parte l'orgoglio, perché se uno è deficiente penserà comunque che tu abbia ragione oppure no, che tu sei deficiente come lui, non è che puoi convincerlo che non sei deficiente, hai capito? Quindi qua non sto là a convincerlo che è tutto un altro frigo che non c'entra un cazzo. Quindi ho detto va bene, compralo dall'altra parte, vai. Penso che una volta addirittura uno nei commenti sul video, mi pare che avevo preso Pulmin, scrisse ti hanno inculato. Porca puttana, era un top group a 15.000 euro. Aveva cosa aveva? 130.000 chilometri, generatore a GPL, cioè con l'ALDE e tutto quanto. Cioè i top group partono credo dai 200, ho sentito dire, in su, e usati li ho trovati sempre sui 70-75 cioè io l'ho preso a 15 e certo ho preso l'inculata, ma che discorsi, certo l'ho preso l'inculata. Monoscoca in vetro resina da 1 centimetro di spessore, pareti in poliuretano espanso compresso, intelaiatura in acciaio inox, mobili in legno massiccio di rovere, pavimento in parquet vero, riscaldamento dell'Alde, all'epoca c'era il frigo quadrivalente, un generatore integrato a GPL da 2,5 kW, pannelli solari, mega oblò gigante, water in ceramica con maceratore, solo quello costa 1.600 euro, motore Mercedes Sprinter il 2009 turbo, forno a microonde, infiniti dettagli e io ho preso l'inculata. Centralina fatta personalizzata solo per questo camper, quindi io a 15.000 euro ho preso l'inculata, hai capito? Quindi cosa vuoi andare a discutere, porca puttana? Cioè, di sto passo veramente, se io sono nato nell'epoca in cui i professori ti facevano sempre l'esempio della Ferrari, per quello ti tiro sempre in ballo la Ferrari, no? Come, non so, tu ti prendi un bel 360 Modena, che è una macchina che usata viene circa 100.000 euro, perché ormai è un modello vecchio, e anche un po' meno di 100.000 e niente, la prendi a 5.000 con pochi chilometri, tutta perfetta, tagliandata, con gli interni puliti e tutto, e niente, tu avrai preso comunque un'inculata, cioè comunque sei stato scemo e hai preso l'inculata, cioè, non per il fatto che ti devi mantenere un Ferrari che solo di bollo ti costa un testicolo ma nel senso che vabbè, povera Italia. È importante, diciamo, sfogarsi anche delle piccole cose. Io ringrazio veramente tutti voi per avermi fatto avere questo canale YouTube, il quale insomma mi consente di sfogarmi quando voglio o di buttare giù le mie idee che passano e poi scappano via, un fiacco come Canzoni e Vasco Rossi che riesca a via, tu capisci? Quando voglio, perché non è che da prima mattina mi viene da discutere, da tirar fuori sta roba e chiamo gli amici, cioè mi mandano anche a fare in culo, c'è chi sta lavorando, c'è chi sta dormendo, hai capito? E è importante questa cosa perché se no inconsciamente tu passi per normale l'azione che ha fatto questo tipo, il ragionamento che ha fatto questo tipo, e invece tu no, devi rimanere sbalordito e anche capire perché sei rimasto sbalordito da sta monata che ha detto sto personaggio.
hai capito? E quindi servono questi sfoghi, a volte anche le introspezioni. In questo caso se una estrospezione, se una mona ispezione, cioè del mona là che andiamo a ispezionarlo e a capirlo come che si è fatto. Vabbè, questo è il terzo giorno, sono ancora al parcheggio del supermercato. È vero che ho fatto amicizia qua con i tipi, quindi in teoria posso stare qua quanto che voglio, però come vi ho detto io comunque, con tutto rispetto per la vostra città, l'ho detto anche al barbiere, vuoi un po' la situazione, vuoi un po' tutto, non è che abbia piacere di fare il turista. È un paesino lungo una strada, non è un paese turistico ovviamente. Potrei andare a Udine in centro, che è tipo a pochi chilometri da qua, Olibike, potrei farmi un giro al centro Udine, però capirai che la situazione mi toglie l'entusiasmo e la voglia di fare. Cioè io semplicemente ho voglia di sentire la telefonata del caro attrezzi che dice arrivo oggi alle ore 8 a prenderti e via. Oggi è giovedì, hanno messo nuvolo, infatti l'aria si è decisamente più rinfrescata e gradisco, perché sai, stare sotto il sole nel cemento col cane non è il massimo. E hanno messo pioggia sabato, io spero veramente, ragazzi, non voglio portarmi sfiga che il caro attrezzi mi porti da Top Group entro sabato mattina, perché altrimenti poi c'è il weekend e farmi un weekend qua chiuso, no, sbrocco. Non ho neanche la voglia di lavorare, e tra parentesi fortunatamente la necessità, diciamo, perché quando il mio lavoro è un lavoro di creatività, quindi devi essere felice, devi essere motivato, devi essere, hai capito, in forma. Non puoi fare il mio lavoro da incazzato, da depresso, da preoccupato, proprio non puoi. A parte certi rari interventi tecnici, ok, ma io parlo dei lavori creativi, quindi le grafiche, piuttosto che i siti, piuttosto che i loghi, che fa sempre parte delle grafiche. E quindi sì, avrei potuto sfogarmi con l'Xbox. Io con l'Xbox, no veramente, allora io uso molto raramente i videogiochi, però quelle rare volte che li uso mi servono, io forse l'ho già detto, mi servono. Praticamente con l'Xbox io metto Far Cry 5, ho il fucile quello bello da cecchino e mi immagino la signora che mi ha tamponato e la pum, cecchino tutte le macchine, capito? È bellissimo, c'è una valvola di sfogo, che tiro le bombe, che piazzo le mine, altro che GTA. Però non posso fare questa cura psicologica, che dita così, in quanto col nuovo monitor, che è un monitor da lavoro, non c'è l'attacco HDMI, quindi non posso attaccare l'Xbox. Dovrebbe essere arrivato un adattatore da Alessia che dicono che funzioni. Ho sentito la fabbrica produttrice dopo che l'ho acquistato, e servirebbe per convertire il segnale dall'Xbox 360 al Thunderbolt del monitor dell'Apple. Speriamo bene. Pensa che esperienza figa, uno porta fuori a pisciare il cane, perché siamo, guarda il mio camper parcheggiato lì dietro, e si trova il chioschetto de Armen con tutte le luci eccetera, che se appunto il fioretto quello che non voleva che stavo qua all'inizio, perché pensava che io ero un disgraziato. Effettivamente qua vedi che ogni tanto può entrare gente balorda. E ora niente, a fine abbiamo fatto amicizia, ho detto guarda ti faccio anche la guardia, è strano, no? Mi ho detto cazzo, metti un'insegna qualcosa, e cioè non si può mettere roba in strada, ho capito, ma guarda, come fa uno a entrarti di qua? Perché fa una specie, non so cos'era, una specie di kebab con una salsina sopra, fatto a scaglie con sotto le patate, me l'hanno dato come stuzzichino prendendo la birra, è veramente eccezionale, tipo croccantino, non so cos'era, però era molto buono. Aspetta che mi sento, un fiantino a risposare, oggi è porca miseria, il 21? Il 21 sono le 10 passate del mattino e l'incidente è stato fatto il 19 alle, più o meno alle 10 del mattino, sì, era quell'orario lì, quindi sono 3 giorni che io sono, diciamo, bloccato, appuntamenti di lavoro saltati, eccetera. Adesso insomma faccio anche presente sta roba qua all'assicurazione, se si può recuperare qualcosina, anche se dubito, ok? Però vabbè, insomma, ho risollecitato l'assicurazione per dirgli ragazzi, voi siete bravissimi e tutto quanto, però non per colpa vostra ma per colpa di sistema organizzativo e del caro attrezzi, io sono qua da 3 giorni, ho il lavoro che salta e tutto quanto, e soprattutto sinceramente non ce la faccio più. Gli ho fatto intendere, qui è un parcheggio che è la verità, parcheggio privato in bordo strada,
e insomma i titolari del parcheggio non hanno proprio tutto sto piacere a avermi qui, nonostante poi abbia fatto amicizia con Armen, ma insomma è più... non ce la faccio più, ragazzi, non ce la faccio più. Cioè, vabbè che non... A Vallife faccio sempre un po' dappertutto, no? Ma anche ai miei tempi, cioè nel senso che dopo mi stanco, io posso andare in montagna, posso andare in Tel Wild, posso andare in una zona industriale, ma ogni posto ha il suo limite, nel senso che, certo, in una zona industriale un parcheggio del genere che passo massimo una notte, insomma, ecco, con tutto il rispetto. E quindi no, basta, non ce la faccio più, sto sclerando, non ce la faccio proprio più, non so cosa fare qua, a parte andare a tagliarmi i capelli, ok? Ma non ci sono altre attività. C'era un massaggio thailandese dove volevo tanto andare, che Alessia è gelosa perché pensa che dopo là ti fanno le pipette, no? Hai capito? Perché giustamente, cioè, mi distruggono la casa e l'ufficio, mi lasciano qua pieno di pensieri, preoccupazioni con i lavori che saltano, eccetera. Io penso a farmi fare le pipette, ma a me par giusto, cioè, Ale, vabbè. Nel frattempo mi sono già fatto l'elenco per Top Group, tutta la lista delle cose da fare, da vedere e che comunque sono state anche se poco rovinate. Quindi in teoria anche i sensori di parcheggio, uno o manca perché è andato in dentro oppure è stato disintegrato. Quindi anche là gli ho messo il link perché ho detto cazzo, quelli è la Simoni Racing, è roba buona, di qualità, come la retrocamera, cioè non è le cinesate. Difatti è da anni è l'unica telecamera, diciamo, che si è distinta dalle altre, per quanto piccolina e sfigatina potesse sembrare, col monitorino piccolino. In realtà, Dio povero, va a te, è stata sempre quella più efficace, cioè quella che si accendeva subito, si vedeva bene con tutte le condizioni di luce, era piccolina, cioè vedi a volte la qualità, e chi più spende meno spende, dico sempre. Va bene, dai, speriamo bene, cioè speriamo bene, mi sono rotto le palle, e appunto mi sono rotto le palle, perché anche sto video per aggiornarti sul fatto che l'assicurazione sta provando a chiamare il caro attrezzi, ma è, diciamo, occupato alle chiamate sotto, non tanto al caro attrezzi, il servizio che gestisce i cari attrezzi. Quindi sì, hanno detto quelli dell'assicurazione che mi richiamano perché adesso non riescono a mettersi in contatto, quindi riprovano e poi mi richiamano. Speriamo bene, dai. Volevo fare un altro aggiornamento, Maremma impestata è sempre peggio. Praticamente neanche dall'assicurazione, perché intanto spengo tutto, neanche all'assicurazione vogliono che io stia qui nel camper, e quindi adesso deve essere portato in un deposito per poi essere caricato e portato a Top Group, e a me mi porteranno a casa, mi stanno organizzando il trasporto, ho detto c'è anche il cane, poi c'è anche roba di valore, quindi ho detto cazzo, anche quella devo portare via. Vabbè, no comment. Per quello mi sono incazzato tanto con la signora, perché primo non ha mai chiesto scusa e secondo iniziava anche a coglionare e a riderci sopra, e io le ho ripetuto gentilmente, con tutta la mia calma: signora, lei non ha la minima idea di che danno enorme mi ha causato. Io adesso ho tutti i lavori saltati, il lavoro bloccato, non ho più la casa, cioè... Fosse stato un maschio probabilmente gli avrei fatto saltare i denti, ecco. Fantastico, il caro attrezzi che mi porta al deposito è qua fra 30 minuti, mi stavo cucinando da mangiare, quindi salto anche il pranzo, butto via quello che stavo cucinando. Aspetta, mettere il camper in un deposito, io ho un e-bike da 8.500 euro dietro, cazzo. Mamma mia che inferno, ragazzo. Allora adesso in questo momento si è messa in moto anche la mia assicuratrice, perché il concetto alla fine io ho detto, a parte che tu non mi obblighi a lasciare il camper con la mia roba di lavoro e l'e-bike dietro in un deposito senza di me, quello proprio te lo scordi, ma a parte quello, cioè se il caro attrezzi, quello che mi ha tirato su e adesso mi avrebbe portato nel deposito, è disponibile, perché l'assicuratrice lo ha sentito, ha detto che è disponibile a portarmi a Padova, il caro attrezzi è perfetto, cioè Pulmin ci sta sopra, cioè non è che viene trainato o cose strane, hai capito? Perché non usano quello? E il caro attrezzi ha detto deve essere Allianz che mi dà il via, ok, la conferma. Quindi adesso la mia assicuratrice sta sentendo l'Allianz, la sede della centrale, per sta roba qua, insomma, ecco. Comunque, cara Allianz,
un po' più di attenzione ai clienti, insomma, e anche esseri umani, e anche i cassi sui da stare drio, insomma. Quindi cercare sempre di ascoltarli, perché loro che vivono il problema in prima persona te lo sanno descrivere meglio e ovviamente per naturale conseguenza descrivere le soluzioni adatte a risolvere quel problema. Ok, dai che bestemmiando sono riuscito adesso a stare dentro in camper e vediamo appunto che mi porta il signore, che è tanto gentile e simpatico, che concordino con l'assicurazione che sia lui a portarmi a Padova, perché è lui che è disponibile. Non capisco perché devono complicare le cose. Gatto, le chiavi sul camion. È dove abito oggi, senza la porticella. Siete tutti camperisti qua, così mi mozza qua un piantino. No, adesso forse vado con quel simpatico che mi aveva detto: guarda, mi piacerebbe proprio venire con te a Padova. Sì, no, non è qui a te, ma proprio insomma, si è fatto un fiamme amicizia e te sta bene in compagnia, e lui che gli interesserebbe tanto vedere un po' i camper di alla Top Group, perché gli ho detto dopo sai sui camion camperizzati, no? Sui 4x4, le robe strane. Lui ha detto no, anch'io voglio venire, spero che sia io a portarli. E va bene, dai, adesso stiamo ancora aspettando allora ufficialmente è tutto fatto, cioè che sono loro che mi portano, però Allianz deve avvisarli, devono ancora avvisarli, quindi non vorrei, ho detto che arriviamo troppo tardi e dopo qua devono chiudere, non è che vanno a Padova di sera, hai capito? Il deficiente del CP che era saltato giù da là, cioè quasi 2 metri di altezza, roba da matti, non ha niente, è sopravvissuta, non fa, vabbè, no comment. Morale del gioco, io per il momento ho speso 757 euro di eccedenza da caro attrezzi, ho perso un disastro di lavoro e un cliente nuovo. Arrivati, Sì, sì, una corriera, camperizzano anche le corriere, camperizzano tutti. Arrivati da Top Group, dai, speriamo bene. Voglio vedere anch'io. Ma è camper o tipo ufficio? È tipo ufficio questo, Ah, ok. Permesso. Guarda che razza di centralina. Boia. Ah, faccia! Beh, la scrivania è più bella la mia, però dai. Però è vecchio questo. Guarda che roba. Boia, che storie. Mamma mia, clima. Bagno qui. Bagno, però dopo facciamo la doccia. Boia, come cazzo io entro. Sì, beh, no, è appunto uso lavorativo, non è camper, ragazzi. Dopo qua Inverter. facciamo tutto fino a qua. La doccia facciamo dopo, si modifica tutto doccia. Ah, quindi lo state camperizzando? Cioè diventerà un camper, guarda qua un'altra uscita. Qui un sì, bar. un bar. Bella! Guarda che c'è già la dinetta, è enormissima! Che storie, figata! Buon stuvo che avevo finito la batteria. Dai, qui da Top Group sembra esserci la disponibilità, insomma, di dare l'urgenza, anche perché in qualche modo sono mascotte, diciamo, no? E niente, l'assicurazione contemporaneamente ha detto mando subito il perito e speriamo bene. Guarda che cassa che l'ha questo. Guarda che roba, boia. Altro che pullman, cazzo è sta roba? Franchia? Franchia ha sempre fatto camper strani e tanto grandi, con i vetri enormi, e questo ha un doppio asse, vedi? Monogal garage.